Eder, Mech, Pallister. Ci siamo opposti fortemente a tutto questo. Noi prima ancora della richiesta di archiviazione della procura chiedevamo un approfondimento medico-legale, chiedevamo anche la riesumazione, mentre c'era chi chiedeva la cremazione del corpo di Liliana, noi chiedevamo una riesumazione. La cremazione sì, la chiedeva il marito Sebastiano. Sebastiano ha dato diverse versioni perché 2 giorni dopo la scomparsa della moglie di Liliana, il 16 dicembre, lui va dagli amici Pino e Laura e lì dice che Liliana probabilmente si era suicidata. Poi alla la cugina di Liliana invece dice che probabilmente è salito in macchina con qualcuno e chissà dov'è. Ad alcune telecamere invece dirà che Liliana probabilmente è in giro in uno stato di riflessione. Quindi insomma anche su questo noi non abbiamo ancora capito in realtà il marito Sebastiano cosa pensasse in relazione alla scomparsa della moglie. Ci si continua a dimenticare che almeno in 3 interviste Sebastiano ha parlato di suicidio. Non solo a Pino e Laura, ma anche nelle TV parlò di suicidio, video che io ho riproposto più volte. Invece Claudio Sterpin da subito si attivò. Io mi sono recato da solo la mattina dopo perché io ero in fibrillazione per il suo mancato arrivo a casa mia già alle 10. Lei non poteva fare ritardo più di un quarto d'ora, mezz'ora senza telefonare, guarda che arrivo un'ulteriore mezz'ora dopo, per capirsi. E l'ho fatto il giorno dopo, sapendo che lei, o immaginando che lei non potesse mettersi in contatto con me. Infatti i telefoni suoi sono stati trovati a casa, ma se era da qualsiasi parte del mondo lei mi avrebbe avvertito facendosi prestare un telefonino di cosa le era successo. Io ero semplicemente allarmato per il suo ritardo perché non era da lei fare più di 10 minuti di ritardo senza avvertirmi. Lo ha fatto più volte nei mesi precedenti, perdeva un autobus e mi avvertiva che arrivava 10 minuti dopo. E l'ho detto, questo l'ho dichiarato il giorno dopo, 15 dicembre in polizia. E io sono stato chiamato altre 2 volte in polizia e ho dato sempre la stessa versione, ribadendo sempre del nostro rapporto e di quelle che erano i miei dubbi, le mie paure. Infatti è stato vero. 3 giorni dopo Sebastiano mi chiamò e mi disse vediamoci un attimo, dobbiamo parlare. Io lavoravo, ho detto guarda finisco e ci vediamo. Mi sono trovato davanti al suo studio, come lo chiama lui, il laboratorio, e là mi fa guarda io senza Liliana non riesco a vivere, ho 560 euro al mese. Questa è la prima roba che mi ha detto e io sono rimasto stranito perché gli ho detto andiamo a cercarla, prima di tutto, non preoccuparti del problema economico, quello si vedrà. Ecco, questo è quello che mi ha detto. Poi sono passati altri 2 giorni, nel frattempo lui sempre mi diceva aspetta, finché la domenica io gli ho detto guarda che mia figlia ha mandato una mail a chi l'ha visto e là lui si è arrabbiato e da quel giorno dopo non abbiamo più parlato. Volevo che andassimo assieme a mettere delle fotografie per le fermate degli autobus, non so in qualche posto dove pensavo potesse passare, e invece ho detto no aspettiamo sempre. Cosa sapevi del rapporto tra Liliana e Claudio Sterpin? Sinceramente non lo sapevo e difatti dopo pensando ormai in questi 2 anni sono sicuro che mia sorella mi avrebbe detto tutto a suo tempo quando avrebbe messo tutte le cose a posto. Forse avrebbe voluto dirlo ma dopo avrebbe potuto, questo forse io non ho capito, forse dei segnali, vabbè ormai. Quello che volevo dire in più che come mai appunto è stato subito impostato come suicidio da parte degli inquirenti. Anche perché, adesso sempre riflettendo, io guardando le telecamere e tutto, loro ci hanno mostrato delle telecamere del giorno 14, sino alle ore 14 e basta. Al pomeriggio non sono state più viste, neanche i giorni dopo, che tra l'altro mia sorella non era ancora stata ritrovata. Non abbiamo più visto niente. Il giorno della scomparsa di Liliana, del 14 dicembre, credo fossero state le ore 18, ho ricevuto una telefonata da Sebastiano attraverso il cellulare di Liliana. Nell'occasione Sebastiano mi ha detto che Liliana era scomparsa, chiedendomi se l'avessi vista e che mi aveva chiamato sapendo che io e Liliana ci vedevamo ogni tanto.
Io gli avevo risposto che era da parecchio tempo che non ci vedevamo. Ricordo poi di averlo chiamato nei giorni successivi per chiedere se avesse novità e gli avevo anche chiesto se aveva controllato se mancasse qualcosa da casa e lui mi aveva risposto di no e che mancava solo la carta di credito. Mi aveva anche detto che Liliana aveva lasciato il portafoglio a casa e non aveva soldi con sé. Sono quasi sicura del portafoglio, invece sono sicurissima che mi avesse detto che non aveva soldi con sé. Sebastiano ha detto tutto e il contrario di tutto su ogni cosa. Su chi ritrova la fede della moglie, su quando si accorge dei telefoni cellulari di Liliana e anche sulla borsa, perché prima ha sempre sostenuto e ha sempre detto di non aver mai messo mano per rispetto a Liliana nelle cose della moglie, poi invece si disfa degli effetti personali della donna 2 giorni dopo la scomparsa. Per quanto riguarda la borsa in particolare, lui racconta, e avete mandato la testimonianza di un'amica di Liliana, che in realtà Liliana avrebbe portato la carta di credito, quindi facendo immaginare di aver individuato la borsa e chiaramente il portafoglio della moglie. Invece poi la polizia, quando va a fare un sopralluogo il 23, gli chiede: ma come mai ha detto ad altro personale che Liliana aveva portato con sé gli effetti personali? E lui risponde: perché io ero convinta che fosse così, non mi ero accorto della loro presenza. Quindi insomma, nell'immediatezza del fatto l'amica dice che aveva portato con sé la carta di credito, alla polizia il 23 dice che invece non si era accorto di nulla della loro presenza. Questa indagine non si può chiudere, questa vicenda non si può chiudere se non ci si confronta con diversi aspetti ancora, tra cui anche con le bugie che ha detto il marito. Allora, io quel giorno là sono uscito di casa alle 7:40, 7:40. Parliamo del martedì, del 14. Alle 9:20 circa ero lì e sono andato poi a portare la roba in studio, ho sistemato i coltelli, ci vogliono quasi 2 ore per fare, poi fatto i coltelli, io ho preso la bici perché sono una bici anche giù, adesso è in macchina qua, e dopo sono andato avanti, ho fatto alcuni video e l'ultimo video l'ho fatto qua su a cos'era, l'1:30 circa. Sono venuto qua a casa in bicicletta, ho lasciato la bici qua sotto, ho mangiato qualcosa e dopodiché sono tornato giù. Noi abbiamo vissuto una vita straordinaria, stiamo vivendo una vita straordinaria, spezzata da qualcosa che non lo so. Eri geloso? Mai geloso, anche perché conoscendo una persona, sei geloso se hai dei dubbi. Eravamo in simbiosi, guarda. Tanti mi dicono: ma sì, ma se è lì non ci... Non sono lì, io ho finito di piangere. Ho pianto che tu non hai neanche idea quanto che ho pianto. Si parla da un po' di tempo di una cosa di cui noi invece parlammo forse addirittura un anno fa, una persona con la torcia avvistata la mattina del ritrovamento nei pressi del punto del ritrovamento. Non si può dire un granché, è semplicemente una cosa che io ho osservato per combinazione, sarà una combinazione. E il pomeriggio, quando è stata trovata Liliana qua dietro, Sebastiano è arrivato nel parcheggio dove siamo parcheggiati adesso, dove si parcheggiano tutti praticamente, è stato avvicinato dalle telecamere e combinazione era vestito tutto in scuro, in nero, con un berretto scuro in testa. È una coincidenza. Io ho letto questa testimonianza sugli atti, firmata, sottoscritta, e gli inquirenti hanno detto che non è rilevante e mi sembra strano. E in più volevo ribadire che ultimamente la procura ha detto che praticamente non si abbassa a questi livelli né il procuratore nell'ufficio, e allora cosa? Non si abbassa a questi livelli, invece deve, in ogni caso, se reputa così, dovrebbe far cosa? La procura a fare proprio le indagini come vanno fatte, perché quello che hanno dichiarato dopo come archiviazione del tutto non ci crede nessuno e tutta Italia appunto chiede cosa è successo. Forse se qualcosa si sta muovendo in avanti è proprio perché c'è stata tanta attenzione mediatica su questo caso, altrimenti probabilmente oggi non staremo qui a parlare. Questa è
è una testimonianza presente agli atti e non c'è stato un ulteriore approfondimento in merito, però questo ci dice che effettivamente questa indagine è piena di vuoti e piena di vulnus, ecco perché andrebbe rifatto tutto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.